fil rossi per la forca rossa. Pelmo, parete nord, sempre ambiente spettacolare. Niente, oggi col Benas che è sempre in ritardo. Il bello è che lo ammette anche lui, ne è consapevole. Cosa? Che stai perdendo colpi. No, sto diventando sempre più disorganizzato. Vabbè, intanto gli altri sono già arrivati in forca rossa, credo. Sembra polverina qua. 2 minuti fa avevo detto dai, è freddo ma almeno non c'è vento. Ho alzato la bufera. Il Benas nella bufera. Annie! Ancora più bello. Sofferenza lo scialpinismo. Avevo promesso a Giulia di fare poco girato, però davanti a sto spettacolo come si fa? 3 ore di girato per Giulia. Cavoli suoi adesso a montare. Vabbè, noi sciamo, lei monta. adesso per ripicca non monterà più nessun video dove non c'è lei. Infatti si sta allenando per venire a sciare, per fare sci alpinismo. Ma chi glielo fa fare tutta questa sofferenza? Non è meglio andare a far surf. Mi sa che fra qualche anno tutti a Lanzarote a fare surf. Sembrava tutto bene e abbiamo scoperto che non è questa la forca rossa. È quella là. Piccolo errore, è che ci siamo fatti attirare da questa gulottina bellissima. Niente, noi ci stavamo per infilare qua in parete. Adesso ci siamo riportati qua sulla retta via. Quasi in forcella. Su neve abbastanza faticosa, ma poi speriamo che sia bello scendere. Sta facendo una ripresa a 360. Intanto siamo giunti in forca rossa, quella vera. Molla là? Vengo qua, Damage in my teeth, I got a lot of shine.